Dello spettacolo, saluti delle autorità per la Notte Verde 2025 e poi via con i canti e balli del gruppo folcloristico Monteponi. Fra pochi minuti l'inizio dello spettacolo del gruppo folcloristico Monteponi.
Tra pochi minuti l'inizio dello spettacolo. Stefano, Pano. Stefano. Regia, siamo pronti? Possiamo iniziare.
Dal Parco Regionale Veneto del Delta del Po, il gruppo folcloristico Bontemponi e simpatica compagnia di bottrighe presenta lo spettacolo Ciacole, Cante, Bali e Filò. Buon divertimento! So chi senta davanti al foglaro, a penso a chi tempi andà, stracarghi di lavoro e in giro tanta povertà. Dalla mattina alla sera, inverno e estate, le ore della giornata le bastava mai. Quel cacciapavi gli era sempre poco per dargli da mangiare a quelle tante bocche da sfamare. D'inverno, in stalla, intanto che le bestie le ne scaldava quel fiato, giocavano in mezzo tra uomini e donne chi lavorava intanto chi se la puntava. Un po' di sta sull'ara, quel suonava e ballava. Divino l'ora che fosse un Fiat Gansega per passarla via. Gli era lì che si scommissiava a far gli occhi dolci a qualche ragazzina. Che bei tempi che andava. I Bontemponi! Buonasera, Rosolina Mare, Notte Verde 2025. Buonasera Rosolina Mare, buonasera Italia. Ma sì, tutti in ritardo stasera, quando catachemo che altri anni è che tutto pieno, stasera io tutti a mangiare e bere, ma com'è la sti ritardi qua? Ringraziamo la Croce Verde che ha invitato per la Notte Verde, stasera si canta, si balla dappertutto e poi tanti foghi alla fine, quanti foghi! Adesso fa più foghi nessuno in casa, perché la gente si lamenta tutti, a che più sky. È vero che è più sky? E ha detto uno da Massorno sinistro a sua moglie, ma ascolta, dice, con tutte le bolette, va sull'arsere e cerca di ciappare qualcosa. Ma dita, boh, ma te mi offendi? Sì, dice, ma quale offenderti, che voglia di sky? Va, la parte alla mattina, la viene su alle sie, dice, allora, com'è l'andà? 351 euro la disela. Maria Santa dice, ma chi è che ti dà un euro? Tutti? Che tempi, che tempi. Cantemo e balemo sull'ara con una canzone che si faceva sempre con la gansega, quando che il pron tirava fuori salami, pan, biscotto e vin, dopo aver fatto tanto lavoro si faceva festa. La Ricciolina!
Ciolina! In campagna, se sa, si tira su di bei skate quando che tutto va bene, ma ha che sempre le tempeste, ha che sempre tante robe, che a poi rovinare anche. Papà gli dice adesso come sono laureato, il figlio contro il paron. Mettoto l'automobile, ma quale automobile, dice, con tutte le disgrazie che stanno, e il formenton, l'endaramengo, ma te va a piedi, come tua mamma. L'altro figlio il più giovane, papà gli dice adesso che c'ha il diploma, mi posso attore il motorin. Ma quale motorin, con tutti i schei che mo speso stanno, che andaramengo tutto, a piedi te va anche a te, come tuo fratello e tua mamma. E il più piccolo, e dice papà, ho finito la quinta elementare, mettoto la bicicletta. Ma quale bicicletta? Dice, con tutti i schei che mo speso stanno a piedi, dice, a te va come tuo fratello e tua mamma. Intanto il vede sull'ara, e il gallo del sora alla gallina, e gli va vicino. Pum, dice, zola chi, dice, perché qua si va tutti a piedi. Adesso faremo una canzone che penso che sappia un po' tutti, vero? Ma sì. volevo sentirli cantare, sentirli sì. cantare, dare un po' di animo qua, Sì, vero? sì. Un po' d'animo stasera. Allora sta canzone qua, Roberto, come fai? Io do. E è colpa sua perché Sergio l'ha messo insieme, il nostro chitarrista. Do canzoni in tuna l'ha fatto. Una specie di minestrone, Una diciamo. specie di minestrone. Minestrin, Che poi tutti, penso che tutti sapete questa canzone qua. E allora, come porti i capelli, bella bionda. Come porti i capelli bella bionda, tu li porti alla bella marinara, tu li porti come onda, tu li porti come onda, come porti i capelli bella bionda, tu li porti alla bella marinara, tu li porti come l'onda in mezzo al mare, ci sta i cami che fumano, in mezzo al mare, ci sta i cami che fumano, in mezzo al mare, ci sta i cami che fumano, saranno le mie belle che si consumano, come porti i capelli bella bionda, tu li porti alla bella cittadina, tu li porti alla mattina, tu li porti alla mattina, come porti i capelli bella bionda, tu li porti alla bella cittadina, tu li porti alla mattina per andare a passeggiare. In mezzo al mare ci sta i cami che fumano, in mezzo al mare ci sta i cami che fumano, in mezzo al mare ci sta i cami che fumano, saranno le mie belle che si consumano, come porti i capelli bella bionda, tu li porti alla bella marinara, tu li porti come l'onda
che tempi, eh. A disino prima de skei, che è più skei. Adesso possiamo tormentare tutti i giorni chi ne telefona, chi vuole venderne questo, chi vuole venderne quell'altro. Uno lo fin compra un musso vicino a casa mia. Ma pensava altri che l'altro là arriva signora in campagna, e la 85 anni, la senta. Signora, al rappresentante della Foletto. Dice, posso fargli una dimostrazione gratuita? Va bene, le dice. E allora vai installa il ciappa delle secce de boasse. Savio cosa chi è le boasse? Savi tutti. E il nero balta il stesso giorno e la guarda signora e dice, se in 10 minuti non che pulisco tutto, quello che resta a me il magno mi. Ma dice sta signora guardando che, ma credo che lui abbia tanta fame, perché chi? Ha che neanche la corrente in campagna, la dice. Che tempi, siamo più buoni di capirsi. E adesso? Adesso andiamo avanti con questa canzone qua, che è sta ragazza, Vito. La ragazza, Sta insomma, sì. ragazza, Lei fa sì. sempre una putina, però, guarda. Sì, è piccolina. La Mirelina, La putina, Mirelina, la nostra ecco. putina. La va a lavare? La va a lavare il fosso? Lavare al fosso, sì. Ma ne che casca l'anello? Sì, te casca l'anello. Sì. Ma che casca l'anello e ragazzi, allora lui arriva il pescatore là. E là? E cerca l'anello. Subito si innamora. Si innamora subito, cerca l'anello. E trova sto anello, però vuoi qualcosa in cambio. Gli uomini vuoi sempre qualcosa in cambio. sì. Sì. E allora dalle voci soliste di Giovanni E di Mirella, La la Bella bella la va al fosso. La bella lava il fosso, intanto che la lava, e poi si mise a piangere. Oh bella perché piangi? Un pescatore dell'onda, e quando l'avai pescato, andrei sulle montagne, Andrei sulle montagne insieme a far l'amore, sì, insieme a far l'amore. E insieme a far l'amore. Mia Vuria, ciao Ilo! Grande! Mia Vuria alle autorità. Qui che hanno invitato qua stasera alla Croce Verde. C'è qualcuno? Siete ancora qui? Dai che si deve animarsi un fiavar. Ci sono i rappresentanti di Croce Verde per il saluto. È la notte verde, Lamberto Cavallari. Gli dà da un'altra parte a salutare intanto. Vabbè, andiamo avanti con un'altra storia. Che sempre storie qua. Pensa che a Butrighe, nel nostro paese, ha che due sorelle, una la si chiama Maria e l'altra Ida. Sempre sta brave donne, andava in chiesa, mai marità e mai andava da nessuna parte. A succede cosa? Una mattina la Maria la viene sola e dice Ida, dov'etto? La che più, dov'è andare a finire? E allora va dal prete, va a parlare col sindaco, mai successo al mondo? Alla sera alle 11, suona il campanello, zzz. La Maria la verse, Ida,
tutta despetnà, tutti i vestiti spigassà. Ma dove sta? Sorella, se te savissi cosa mi capita, sono sta ciappata tri brutti, in ma violentà per 4 giorni. Come per 4 giorni? Che ti andava via stamattina. Ma devo andare anche a man e passare man. Che tempi, che tempi. Oh, adesso che è da toccare chi? Conti un'altra basilittina. Un'altra? Sì, dai, contane, che Ma- abbiamo un piano di spettacolo, fa ridere un po' la gente, Ma dai. dopo, ma i cammina ad andare a casa sta gente, non de robe da contarvi, è Ma vero? no. Femo subito questa canzone Sì, dopo incontro una Ah. nuova che Valti li mai sentì. Neanche un'altra? Una roba vera. qua. Oh, per carità. Tutto uno che aveva tanti tic, Porca. anzi ne aveva un solo, ma dopo ne è nato di altri. Ah, ok. Adesso facciamo sta canzone qua. che Sa vedremo- parlala? Parla di due giovanotti di una volta. Sì, giovanotti. Che sì, quando chi si cantava in campagna, di due al paiaro, vera? A rumare. A rumare. E te vedi, Ela? No, dovrebbe essere lui che vuole toccare Ela. E invece lei è il contrario, vedi da dire che Ela quanto agguerrita che E lei. che manca la Gilda. Che manca aspetta la che venga su. sì. Allora adesso vediamo come che Ela, insomma, vuoi toccarla? Sporco. E uno vuole toccarla e lei gli Perché dice, sa di toccare vagadio mio papà, ma scherzi tu che mi vagadio mio papà? No, no, mai sono al tenuto mondo. per Ela. E allora tutti insieme? Se te tocco. Si trovato che
Se te tocco dal nostro ultimo disco, mi ricordo il quinto CD, mi raccomando. Oh, adesso qua parlavino dei problemi che ha la gente, tanti. Questo qua, il cata il suo amico, come indegna. E dice insomma, abbastanza. Ma sagato, hanno i soldi che... Un tic, dice, non so buono a star bene. Allora, te dago un indirizzo a Petorassa, che è un dottore bravo. Lei è bravo, sì. E allora lo manda, va bene, e dice, speriamo bene, e va dentro, il cata la segretaria. Buongiorno, signorina. E dice che è il dottore. Sì, adesso che passo subito. Aspetta un attimo. Aspetta un altro 5 minuti. Va bene, signorina, va bene. Prego, e vieni avanti. Va bene. Scusa, guarda che le dà per la segretaria, no per il dottore. No, le dà per il dottore perché adesso le dà dentro. Oh, dottore, buongiorno. Buongiorno, dice. Che problema, gallo? Senti, cosa cagò? Dice, mi dà qualcosa. Adesso ha dato qualcosa. E ritorna fra 15 giorni e va fuori. Buonasera, signorina. Arrivederci. Arriva a casa allora, dice, dopo 15 giorni, com'è l'andà? Ma allora ti è il tuo dottore di Petorassa, dice. Segna, pronti? È pronta la ragazza? Mattia, è pronta la ragazza? Pronti? E adesso vi facciamo una canzone che è un nostro classico. Sì, perché una volta le nostre donne, ma adesso che è un ritorno, le si doveva da fare per ciappare la pagnocca, le doveva lavare, stirare e via di seguito, ma sempre questa qua con dignità. Ecco che è nato la canzone del tacchetto. Dal dottore, ma quanta gente ricorre dal dottore, soprattutto all'uni mattina perché la menga a tutti i magnà, dopo che mi è mal di stomaco, mal di panza, e uno le andà e dice, dottore, possa fare il bagno con la diarrea? Dice, sa tenere abbastanza per impennire la vasca? Ma no, dice, dottore, per caso possa mangiare i biscotti con la diarrea? Si ti piace appoggiarli dentro? Ma se proprio, se capisce più niente neanche dai dottori, l'altro là, dottore, ha sognato per le lastre, quindi è dentro per la porta, dice. L'altro, dottore, dice, ha con male in tundeo, cava tenuto, va de drio, ma ha con male in tundeo, dottore, io tutti il dottore sogna a me. Vabbè, e allora va là de drio e separè, e il cata un altro uomo nudo. Ascolta, dice, ma ti, dove è gatto male? Mi dice, ma era venuto a portare la posta. Guarda che sei proprio diventato un mondo, guarda, veramente. Un altro là, l'endà, dice, dottore, con un problema, dice, con un problema. A Gavria uno dei due gioielli tanto grosso, dice, ma da buon, dice, sì, è grosso come un melone.
Signor, pensa che quando cavavo quelle donne le scappa via. E allora fammi vedere. E se metterà a ridere anche lui come le donne che scappa. Ma ascolta, dice, sono professionista mia. E il tira fuori. Oh! Il dottore Tacanera, guarda lì che roba. Ecco, al Seva che si metteva a ridere. E pensare che quello più grosso ancora da tirarlo fuori. Che tempi, che tempi. Oh, Oh, adesso grazie. Adesso se devo scaldare il pubblico. applauso. L'applauso. Oh, adesso. Oh, adesso qua, questa mi piace a me. Chi è che si fa i corni qua? Che vediamo. Fammi un fialuce sul Chi è pubblico. che si fa i corni? Alzai la mano qui che si fa i corni. Nessuno. Beh, guarda, viva la sincerità, guarda. Quella apposta che faccia un regalo dopo, anche perché le sta il più sincero di tutti. Vabbè. Sì. Pensa che vi sia a casa mia, a Ghiera, una, lì de sora suo marito la guardava e lui là, dimmi, dice che ti ha fatto i corni. Ma lascia stare le robe lì, ante vedi con che ti hai messo, dimmi che ti ha fatto i corni, ma lascia stare. Insomma, mi ha fatto i corni sì o no? Bello, e se dopo a te mori mina? È il discorso. Oh, allora sta canzone qua, adesso, La parla? la parla dei anche corni. dei corni, alla fine dei corni, che vedemo che questo qua, cosa Questo vedemo? qua le birbo, cara le mia. birbo, sì. Ma che Allora è un dice- vecchio detto. Sì, che se tu ti becchi, se Tutti i vecchi. Oh, Roberto, non vago più stasera. Come si dice? Se tu se ti tu becchi. ti becchi che avesse il lampione, Risposta? a che sarebbe una gran illuminazione. Oh, questo no. caldo non veniva più fuori le parole. Io lo Questo vidi. caldo, dai. Io lo vedi. Allora, una volta guerra. Oh, lo vidi. Io lo vidi. Io lo vidi. Oh, lo vidi. Io lo vidi. Io lo vidi. Io lo vidi. Io lo ridi, io lo ridi, io lo ridi. Olè! Allora, questa sera abbiamo anche una new entry. Dopo mesi e mesi di prove, questa sera Daniele è qui! Mangiare ai ristoranti a Rosolina Mare, che è un ristorante meglio dell'altro, è vero o no? Si mangia ben dappertutto Rosolina Mare. Fora che dove che si mangia mina ben. Comunque si mangia ben sempre dappertutto. Questo qua a Milano arriva, smonta su del treno, signore facoltoso, abituato ad andare in tutti i ristoranti de Ghigna.
E vede, non staria lì. L'unica che aveva posto il vadrento, il 60, prego, signore, il menù, il tacalesre. Non staria la buona, il di sotto che fa, ma contento. E vede il cameriere che passa. E lui sempre qualcosa in mano, scusi, il dice, dica, Gavio Pidocchi? No, il dice, solo quello che c'è nel menù. Che tempi, che tempi. L'altro là arriva, non vi dico il nome del ristorante, perché dopo vado i le brutte lingue da contarlo. Signore, dice di primo, un attimo, ciappa la forchetta, tacca nasalla, tortellini in brodo, pasta e fagioli, tagliatelle con funghi di sottobosco, gnocchi alla cacciatora, pasta e fagioli, dice. Ciao, diceva il cameriere, e va là in cucina, contro il paron, ma che uno là, canasa, la forchetta, e sa tutti i nostri primi, mattina sta a preoccuparti, ti porta che quel che vuole, che è molto decente, avremo da lavorare. Vabbè, signore di secondo, un attimo, dice questo. Ciappa la forchetta, il nasa, coniglio al forno, lonza ai ferri con funghi porcini, brasato con patate al forno, quello il dice. E vai là, ciò dice, contro il paron. Ma il naso alla forchetta di secondi e sa tutti i nostri secondi. Ascolta, porta quel che vuole, che va bene stesso che da lavorare. Anzi, dice, Gina la lava piatti. E mi dica, adesso con le ore del dessert, la ciappa scuglierin, la selmetti in tel dedrio. La dice la Gina, ma scherzo, ma che va paura anche di restare a casa da lavorare. E allora sa la che dà sto scuglierin, signore di dessert, ma la Gina lavora ancora qui? Che tempi, che tempi. Oh! Adesso Luca, se parla di mangiare qua adesso, se adesso mangia. una canzone che parla di un pesce del Delta, cosa può essere? Se può essere un pesce del Delta. La ceppa. No, la ceppa, ma no. La scardola. Ma no. Un pesce pregiato. Del Delta, chi è che l'ha ha detto? L'ha detto chi? L'anguilla, l'anguilla. Oh, l'anguilla. Ecco, l'anguilla. Dopo anche ti un regalo, sa? Sì, perché lei è attento? Perché lei è attento. Sì, attento, sì. Allora, le anguille del Po. Ti voglio raccontare un pescatore che passa la sua vita lungo il Po. Di giorno lo percorre sulla barca, di notte cosa faccia non lo so. Pesca luce d'alborelle ma si salta con l'anguilla che a Milena piace tanto da morire. Le anguille del Po, le anguille del Po, sono le più lunghe, più grosse, più belle le anguille del Po. Le anguille del Po, le anguille del Po, si fanno pescare, si fanno mangiare le anguille del Po, le anguille del Po, le anguille del Po,
nostro ultimo CD, a me ricordo, Le anguille del Po. Questi pesci son di mare, qui non c'è niente da fare, solo anguille qui sul Po dovrai mangiare. Le anguille del Po, le anguille del Po, sono le più lunghe, più grosse, più belle, le anguille del Po, le anguille del Po, le anguille del Po. Si fa pescare, si fanno mangiare le anguille del Po, le anguille del Po, le anguille del Po. E a ti voglio portare un giorno sul Po, e porta la lenza e tanta pazienza, poi vieni a pescare le anguille del Po, e porta la lenza e tanta pazienza, poi vieni a pescare le anguille del Po. Le anguille del Po, i Bontemponi. Oh, sì, adesso, visto che si parlava di mangiare, tutti quanti, soprattutto le donne, le va a mangiare la pizza da loro sole. È anche giusto, sì. E qualcuna va anche col moroso, nonostante che le marità. Sì, si può anche a fare. E allora sa, se la di Dio vogliamo sentare davanti, guarda che pagare tanto compagno e poi stai sentare, poi vi portiamo da bere anche il caffè, venite pure avanti. Va bene, allora dice in pizzeria, ste due amiche, le va, le mangia una buona pizza ma andando a casa a piedi. Cioè, dice, ma sa chi era dentro in la pizza? Che ho tutti i brutlui in la panza. Certo che anche a me ho male in la panza. Sa ogni da fare che arrivo mina a mia casa, ascolta che il cimitero lì, andiamo dentro alla fine lì, e allora va dentro il cimitero e le scale su. Cioè, dice, ma ti, con cosa te strusito? Mila, dice, con le mutande e dopo le butti via. Ma va là, bella, le mutande, mi no, la ciappa un masso di fiori. Va a casa la mattina, i marì, e dice, ciao, ma che le matte delle nostre mugliere, dove le andai ieri sera? Che la mia le in casa senza mutande. La tua, dice, pensa la mia, la dice, la aveva un biglietto che le sono attaccato, con scritto, gli amici del bar non ti dimenticheranno mai. Che tempi. A chi saria da contare fino a mattina, sì, ma dopo ne contiamo ancora, perché adesso che è un scioglilingua, che uno che mancava molto delle lettere d'alfabeto e lo faceva cantare una canzone di origine vicentina, cantito T e Lu, Sì? Giovanni e Loretta, la BC. Se la vedessi con la maspasso, ti getto abbraccio, se la vedessi con la maspasso, ti getto abbraccio come la parbon. E la bici, le bella cantante, la bella bionda, e la bici, le bella cantante, la bella bionda, innamorarmi fa. Se la vedessi con la messa, così ben messa, se la vedessi con la messa, così ben messa come la parbon. E la bici, le bella cantante, la bella bionda, e la bici, le bella cantante, la bella bionda, innamorarmi fa. Se la vedessi con la vai campi, con tutti quanti, se la vedessi con la vai campi, con tutti quanti, come la parbon. E la bici, le bella cantante, la bella bionda, e la bici, le bella cantante, la bella bionda, innamorarmi fa. Se la vedessi con la
petto, oh che bel petto, oh che bel petto, se la vedessi con l'avaletto, oh che bel petto, come la barbò. E la gala, bieci, le bella camacalaci, la bella bionda, e la gala, bieci, le bella camacalaci, la bella bionda, innamorarmi fa. La BC. Alla chitarra il maestro Sergio Salmi, alla fisarmonica il maestro Remigio Zambotti. Adesso le donne che le vogliono tutte maridarsi presto, ma questa qua a 35 anni non la era buona a catarsi il moroso. Com'è la dice? Te vedi? I vuole tutte donne prosperose, dice mi a so senza seno quasi, ma va abano a Villa Margherita che è un professore che fa di impianti. Aspetta che saluta l'assessora e anche il presidente della Proloco Rosolina. Voglio venire da sora adesso o voglio su dopo? Dopo, intanto vi mandiamo un baso e se vediamo Sobia Rosolina città. Bene, e allora questa qua la dice professore, senta mia sono venuto da lui, a voler che mi fesse qualcosa da maridarmi. Signora dice, un impianto alla Brigitte Nielsen, 12.000 euro. Cosa la dice? Ma guarda che mia, vengo dal Basso Polesine, lavoro in laboratorio, più che arriva a 500-600 euro. E allora dice, per la signora, l'impianto a pompa. Cosa sarebbe? Sarebbe, dice, da installare delle pompette qua sotto e degonfiarle, dice, e tenerle sempre, dice, quello è l'unico modo economico per farsi un bel seno. Va bene, la dice, a che stavo? E allora sa, che fa? La stacca a fare le prove e sa, insomma, per farla curta, l'ha seccata al moroso, gli va in albergo e allora dice, la com'è che ha fatto? Cara, dice lui, vado in bagno, beh non, e la senta in netto, l'attacca. Ma no che col gombio la ciappa in coste e il bicchiere sul comodino, l'arbalta alla basura, e sente lui viene fuori dal bagno e vede la Villa Margherita, il dice abano. Oh mamma, tutta rossa dalla vergogna. Ma come fatto a sapere di Villa Margherita? Perché il dice anche a me Villa Margherita. Oh, adesso no. Chi vende i biglietti per la sagra di San Rocco il 16 a un'automobile con muccio di belle robe Rosolina nei prossimi giorni, e quindi compra i biglietti e che te anche il programma delle serate dal 12, 13, 14 a che i Bontemponi, vabbè, e l'orchestra Bagutti e di tutto. E allora sta canzone qua che tanti anni che la fasivino è indito meglio tirarla fuori, perché la conta di una storia de Balu, una volta che si andava a ballare a Ghiramina Skei, si andava con Vovo per andare dentro. E questa qua era sempre quella più ambiziosa, con la stanella sala, e diceva, guarda quanta fiuba la gala, aveva le scarpe col tacco,
e lì è nato la canzone che diceva ciò, la balla proprio ben, come la balla ben. Come la balla ben quella lì, come la balla ben quella là, come la balla ben quella lì, quella lì, quella là, come la balla ben quella lì, come la balla ben quella là, come la balla ben quella lì, quella lì, quella là. Non contratta di sabato sera, per andare a ballare la sera, per andare a ballare la sera. Non contratta di sabato sera, per andare a ballare la sera, sempre in cerca del tiramisù. Come la balla ben quella lì, come la balla ben quella là, come la balla ben quella lì, quella lì, quella là. Le scarpette, le camate di seta nera, per andare a ballare la sera, per andare a ballare la sera. Le scarpette, ricamate di seta nera, per andare a ballare la sera, sempre in cerca del tiramisù. Come la balla ben quella lì, come la balla ben quella là, come la balla ben quella lì, quella lì, quella là. Le scarpette, ricamate di seta rossa, per andare a ballare con la mossa, per andare a ballare con la mossa. Le scarpette, ricamate di seta rossa, per andare a ballare con la mossa, sempre in cerca del tiramisù. Come la balla ben quella lì, come la balla ben quella là, come la balla ben quella lì, quella lì, quella là. Una sottana tutta gialla, per andare a ballare, nella stalla, per andare a ballare nella stalla. Una sottana, andare a ballare nella stalla, per andare a ballare nella stalla, sempre in cerca del tiramisù. Come la balla ben quella lì, come la balla ben quella là, come la balla ben quella lì, quella lì, quella là.